pezzo della puntata che è dedicato un po' alla diffusione della cultura, dello sviluppo della scienza e di una ricerca diversa. Il varietà è giusto, però anche ridere e sorridere a volte poi, per favore, sto chiedendo, non è una diretta, non c'è, è inutile che facciamo questo appostamento, mi pesa la sua figura, senta, guardi, poi è anche sfortunata la sua presenza, guardi, si è rotto un faro, adesso, porca miseria, proprio quello che faceva luce, eccolo là, benissimo, il professor Serafino, grazie, è con noi il professor Serafino, divulgatore scientifico, che ci aiuta a capire la scienza e la... è di qua, ma professore, grazie, un attimo, sì, grazie, sì, un attimo, no, perché... Diciamo, ho inventato la lavagna scientifica, cioè che qua c'è infatti il freno a mano che è un pochettino... Ma cosa fa? No, perché è essenziale, diciamo, per questa sera, sì, ho inventato la lavagna scientifica che nel mio, diciamo, garage scientifico ho inventato questa cosa. Lei l'ha inventata lei? Sì, per la performance di quello, sì, l'ho inventata io con le mie mani. La performance stasera prevede che lei abbia... prevede molte cose, diciamo, che infatti per farle capire meglio alle persone... Quando vuole lei iniziamo. Che cosa ci propone? Esatto, questa sera vi proponerò una performance scientifica, diciamo... Proporrò. Proporrò è futuro prossimo. Proponerò futuro subito. Futuro subito, ho capito, va bene. Allora, e poi un'altra cosa. Sì. Se lei ha fatto caso, qui c'è scritto professore più lavagna. Sì. Predolino non c'è. Vuol dire che io sono in ingombro adesso, cioè prima l'ho chiamata io, adesso sono dietro. Va bene, allora facciamo una cosa, io vado a sedermi, però intervengo quando voglio, no? Va bene, vada pure avanti lei. Sì, intervenisca pure quando voglio. Va bene. Allora, signori, invece stavo dicendo, una performance molto importante che è l'energia nucleare. No, allora, ma questa energia nucleare, molti di voi si staranno certamente chiedendo, no? Dice, ma che cos'è questa energia nucleare? Ebbene, l'energia nucleare ma si sente il microfono, dottor? Si sente benissimo. Sì, allora, l'energia nucleare, allora, se io prendo X, no, e la pono su Y, la pongo, senta, dottor Predolino, perché sennò perdo il filo, allora, se io la pono su Y giustamente può dire, ma che sta maleducazione, questa ma se già ci sono io qua, perché mi viene a ponere X sopra di me? Allora io cosa faccio? Li fratto tutti e due e praticamente ognuno di loro ha lo spazio libero che ha per muoversi. Così, lei sta spiegando l'algebra dei puffi, lei deve spiegare l'energia nucleare, per cortesia. Ma c'è un problema però, perché dopo esserli fratti tutti e due, i calcoli si moltiplicano e si sa che quando i calcoli diventano assai, possono essere pericolosi. Allora è meglio chiamare un medico che uno si può fare la radiografia, professore, posso alzare la mano? Professore. Sì, prego, mi dica. Lei, professore, la prego. Lei deve spiegare l'energia nucleare. L'energia nucleare. No, questa l'energia nucleare, ma si sente? No, magari vado a cambiare le batterie. No, non vado a cambiare le batterie, spiega adesso l'energia. Allora, l'energia solare, allora, come si sviluppa l'energia solare? Come si sviluppa? A saperlo, ma io purtroppo lo so, grazie. Allora, l'energia solare, praticamente tu ti alzi che ti svegli, allora guardi la finestra, guardi fuori la finestra, se c'hai i vetri guardi fuori, se no la apri e vedi il sole, no? Vedi il sole, e quando c'è il sole, questo sole ti dà una voglia di fare, ti rigenera praticamente, e questa è l'energia solare. Ma questa è una minchiata, professore. Non è una minchiata, mi permetta, devo intervenire, per favore. E quindi? Sembra che mi interrompe. Quindi? Mi interrompe sempre. Quindi? Sì, e quindi no, se tu invece guardi la finestra che c'è il sole, che il sole non c'è, diciamo che c'era prima, c'è le nuvole allora ti girano. No, questi sono l'atomi, non ci faccio caso. E quindi? Ti girano e quindi, dottor Predolino, l'energia nucleare è per esclusione tutto quello che ho detto. Ma non è vero, ma quale esclusione? Io non lo so. La cortesia. E poi professor Serafino. Sì, devo andare. Grazie. C'è la macchina del tempo. Questa ci pensa lei? Come ci penso io a questo? No, la porta via lei. Andiamo via, andiamo su. Chiunque avesse dei quesiti per il professor Serafino potrà approfittare del forum di Bulldozer, il sito è www.bulldozerrai.it, mandate i vostri quesiti e chissà mai che un domani vi risponda. Grazie a voi, andiamo. Bravo Enrico, bravo professore, bravo!